Seconda corsa, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, in 11 al via, 1 Baggio F, 2 Birbadal, 3 Bristol Holm, 4 Benvenuta DL, 5 Biscuit del Nord, 6 Brando Trio, seconda linea 7 Birbone dei Colli, 8 Billy Leo, 9 Benito Fazar, 10 Baltimora dei Mag, 11 Bagar. Favori piuttosto netti per Biscuit del Nord, numero 5 Matteo Zaccherini in sediolo. In partenza veloci Birbadal, Biscuit del Nord e all'esterno anche Brando Trio, ma serra sotto lungo la corda Bristol Holm. Intanto in vantaggio c'è Birbadal che si è subito portata a condurre nei confronti di Biscuit del Nord e Bristol Holm. Quarta posizione lungo lo steccato per Baggio F, non tarda a progredire Biscuit del Nord su Birbadal che però allunga, quindi torna sotto Biscuit del Nord. Birbadal va via discreta andatura, completa in 37 i primi 400 metri di gara e conduce quindi sulla seconda 4, piegata. Benvenuta DL, squalificato. Intanto c'è il tentativo all'esterno di Brando Trio, rimasto scoperto, si trascina Benito Fazar. 46,3 intanto il passaggio ai 600 con leader sempre Birbadal nei confronti di Biscuit del Nord. All'esterno insiste Brando Trio che va su Birbadal trascinandosi Benito Fazar. L'errore intanto di Baggio F, in terza posizione numero lungo la corda rimane Bristol F, Holm. squalificato. Se ne vanno gli 800 in 1 minuto 1 secondo e 5 decimi con situazione tattica invariata al comando Birbadal nei confronti di Brando Trio all'esterno e Biscuit del Nord lungo la corda, chilometro completato in 1:17,2. Brando Trio ora prova ancora a portarsi sul battistrada Birbadal a 500 dalla conclusione. In corda è Biscuit del Nord, poi Benito Fazar. Cavalli a 300 dalla conclusione con il calo di Brando Trio, il tentativo intanto anche di Bristol Holm all'esterno e lungo la corda c'è Birbone dei Colli, retta d'arrivo con Biscuit del Nord che scatta e nel finale ha ragione nettamente di Birbadal, mentre per il terzo posto c'è lotta con alla fine Bristol Holm che ha ragione di Birbone dei Colli. 1:16,3. Ha potuto correre soltanto gli ultimi 300 metri, sono stati sufficienti a Biscuit del Nord per fare la differenza, per vincere nettamente nei confronti di Birbadal che si era incaricata di condurre fin dal via e di mantenersi in vantaggio per correre da protagonista. Alla fine ha dovuto cedere a Biscuit del Nord, favorito della corsa per il M-Plane di Maurizio Visco come allenatore, primo e secondo posto. La vittoria invece a Biscuit del Nord, Matteo Zaccherini in salchi, 1,65 la quota fissa.